Non siamo chiusi allo sfruttamento di tali giacimenti con parsimonia, atteso che il territorio è oggetto di numerose perforazioni che hanno generato depressioni appetibili per utilizzi a noi indesiderati. Parliamo propriamente delle due discariche per le quali è pendente la procedura per l'autorizzazione da parte della Regione Lombardia e della provincia di Brescia competenti per legge. In particolare, quella proposta dalla società Cerca ha per oggetto una discarica di cemento agnato, segnatamente e granito rimossi per la quale è stata convocata la conferenza dei servizi per la valutazione dell'impatto ambientale il 16 giugno prossimo presso il competente servizio regionale. Conferenza rinviata a data di stabilirsi sul preciso intervento dell'amministrazione volta a consentirci la corretta e precisa formalizzazione delle oggettive ragioni che ostacolano ed impediscono l'accoglimento della domanda. Quella proposta dalla società Bertolli SpA ha per oggetto una discarica di inerti, qualiscanti e scorie di fonderia, procedura che ha già ottenuto positivamente l'assenso al via, opportunamente impugnata davanti il TAR Lombardia di Brescia del Comune per gravi motivi di legittimità attinenti alla mancata valutazione della presenza di una struttura sensibile di carattere socio-sanitario a distanza inferiore a quelle imposte per la normativa. Il nostro no ad entrambe rimane fermo e intrattabile. Ci batteremo in tutte le sedi perché vengano valutate ed accolte le fondate ragioni di merito della nostra contrarietà. Promuoveremo tutte le iniziative sociali, politiche e giudiziarie atte a manifestare e difenderli. Procederemo di concerto e d'accordo con il comitato costituito in occasione della raccolta delle firme per il diniego. Chiameremo il Consiglio Comunale a pronunciarsi in merito. Se necessario, indiremo apposito referendum popolare.